super Green Pass anche in zona bianca. Lei cosa ne pensa di questa iniziativa del governo promossa ieri? Io penso che sia corretta, che chi si è vaccinato avrà il diritto di andare in giro. Sono a favore dei vaccini naturalmente e anche del Super Green Pass. Io credo che il lockdown sia giusto per chi non si vaccina. Sono favorevole. Perché? Perché è un momento difficile, questa è un'epidemia importante, abbiamo avuto tantissimi morti e soprattutto anche per l'economia, se vogliamo che riparta e che le persone lavorino è necessario. Io ce l'ho, mi sono vaccinata, ce l'ho Green Pass, chi me lo chiede lo faccio vedere, meglio per tutti, diciamo. Visto il problema, sì, credo che sia Una buona soluzione. necessario, non so se è una buona soluzione, non so se è ottima. Per salvaguardare prima di tutto noi anziani e anche i giovani. Sinceramente, se devi sempre stare a casa, ti deprimi come questi 2 anni. Io sono super a favore anche perché sto studiando infermieristica, quindi sono super a favore per i vaccini, soprattutto per questo vaccino perché salvaguardia oltre noi stessi anche gli altri, quindi sono a favore. Non è discriminatorio, dice lei. No, perché se uno non si è vaccinato rischia di infettare gli altri. Assolutamente no. Secondo me no, bisogna salvaguardare prima gli altri, poi ovviamente anche se stessi, però alla fine è una cosa che si fa per la salute in generale.